Le provinciali un buon risultato, abbiamo di nuovo lo stesso presidente di provincia, però a Vittorio Veneto c'è qualcosa di particolare, cioè c'è una differenza, se noi andiamo a vedere i conteggi, di 6 voti solamente del gruppo del centro-sinistra. Diciamo che il momento economico non è sicuramente dei migliori, anzi ci sono delle grossissime difficoltà, soprattutto per chi ha responsabilità di governo e quindi è chiaro che è nel mirino, diciamo, per le mancate risposte che tardano ad arrivare anche perché, ripeto, una crisi economica, soprattutto del lavoro, che sta riprendendo, ma sta riprendendo a piccoli passi e quindi c'è la difficoltà di collocare soprattutto i giovani nel mondo del lavoro. E soprattutto c'è una grande crisi economica a livello delle finanze, diciamo, locali, dei comuni, delle province, delle regioni e chiaramente dello Stato, e questo non ci permette di fare una buona amministrazione e dare risposte ai cittadini. Quindi è chiaro che chi fa la parte della minoranza ha un gioco molto più facile, però ripeto, sono cose che succedono, le amministrative sono però tutt'altra cosa. Ricordo che alle provinciali la Lega con la lista Raffa Piave ha portato a casa il 40%, quindi un risultato sicuramente molto più significativo di quello che è avvenuto, diciamo, 5 anni fa, dove la Lega aveva portato a casa il 25%, quindi bisogna guardare anche nell'ottica, diciamo, elezione provinciale con elezione provinciale. Se poi andiamo a guardare le regionali è chiaro c'è stato un calo, però era anche dovuto a un grande personaggio come Luca Zaia che è stato trainante un grande bacino di voti. Se lei domani dovesse ricandidarsi, come sarebbero le alleanze e come vedrebbe questa situazione? Ma credo che l'alleanza che ha fatto la Lega non ha fatto alleanze con nessuno e quindi ha corso, diciamo, da sola, ma sappiamo benissimo che le comunali sono un'altra cosa. La candidatura del sindaco è determinante per i voti, perché i voti sono trasversali, un sindaco può così portare a casa i voti da destra o a sinistra, dipende molto dal suo operato e dalla fiducia che diciamo, gli elettori della sua città ripongono in quella persona.